Microcriminalità scatenata ad Agrigento, malgrado l'impegno delle forze dell'ordine che non risparmiano certo energie per fronteggiare giorno e notte i delinquenti. Ma purtroppo, malgrado appunto l'attività di contrasto di agenti e carabinieri, non passa giorno senza il verificarsi di episodi inquietanti che cominciano a creare davvero paura e forte preoccupazione, in modo particolare tra i commercianti. E sono proprio dei commercianti, quelli di via Piersanti Mattarella, che hanno sottoscritto una petizione per chiedere maggiori controlli contro i malviventi, soprattutto adesso con l'avvicinarsi delle festività di fine anno, un periodo particolarmente delicato per la sicurezza pubblica. Gli atti delinquenziali nella città dei templi si susseguono e non risparmiano proprio nessuno, né abitazioni e ville e neppure strutture pubbliche, come è avvenuto negli uffici del Libero Consorzio in via Seneto. La notte scorsa, infatti, ed è la seconda volta nel giro di 2 mesi, i ladri hanno fatto irruzione negli uffici puntando alle macchinette del caffè, a dimostrazione che cercassero solo denaro. Altro episodio criminale dalle parti di via Atenea ai danni di un locale adibito a magazzino. Per quanto riguarda i furti, invece, non si contano più quelli messi a segno nei villini di San Leone, lasciati vuoti dai proprietari rientrati in città. Insomma, una sorta di sfida da parte della criminalità che non tiene conto però che lo Stato è presente con i suoi uomini. L'importante è non abbassare la guardia.